Assessore, allora Racalmuto al centro dell'attenzione sotto il periodo di Natale, partirà giorno 20 questa manifestazione interessante che mira a valorizzare i prodotti proprio del territorio di Racalmuto. Quanto è importante per attivare anche un circuito economico nella vostra comunità? Ma noi facciamo parte delle colline agrigentine, abbiamo un habitat ottimale per la produzione agricola e pertanto l'amministrazione di Racalmuto ha curato di far inserire alcuni prodotti tipici racalmutesi nell'elenco dei prodotti di denominazione comunale di origine. Pertanto noi per la prima volta faremo conoscere questi prodotti, li propaganderemo, li faremo degustare nell'ambito di queste serate. Ecco, è importante anche far conoscere questi prodotti a chi viene da fuori per attivare un circuito economico importante. Allora, i taralli di Racalmuto, che sono i biscotti morbidi al limone, sono abbastanza famosi, ma che so, la mpignolata o la cobaita e altri prodotti della cucina nostra che si avvalgono dei prodotti a chilometri zero saranno sicuramente graditi perché fanno parte della cucina tipica siciliana e Racalmuto che conserva le proprie tradizioni sia di produzione sia gastronomiche, sono sicuro che non deluderà gli ospiti. Oggi una conferenza stampa qui presso la sala consiliare del comune di Racalmuto per presentare la sagra del vino e dei prodotti Decopat. Ecco, di cosa si tratta, architetto Lobrutto? È una manifestazione patrocinata dall'assessorato all'agricoltura regionale che l'associazione Rete Civica della Salute ha chiesto questo contributo per la promozione dei prodotti agricoli locali e siciliani. In questo caso ci troviamo a Racalmuto e i prodotti che sponsorizzeremo in questo caso saranno il vino e i prodotti Deco come la mpignolata, come la stigliola, come il fegato incaiolato, come i tarallini, come la granita e tanti altri prodotti. L'olio sicuramente non mancherà. Tutti i prodotti locali a chilometro zero. Ecco, l'inaugurazione quando sarà? Allora, tutta la manifestazione dura 3 giorni, da giorno 20 a giorno 22. La prima iniziativa sarà fatta a scuola con dei laboratori didattici e delle associazioni di volontariato come Quintessenza e Insemmola che parteciperanno e faranno vedere ai bambini il ciclo del grano, della cipolla e del vino. L'inaugurazione vera e propria dei gazebo, quindi l'esposizione dei prodotti tipici, avverrà l'indomani, che sarebbe giovedì 21 alle 18:30 ci sarà l'inaugurazione. Ecco, ci saranno anche degli incontri culturali di approfondimento tematiche. Sì, ci sono 2 interessanti convegni, il primo sempre il primo giorno, quindi il giorno 20 mercoledì alle ore 16 presso la sala consiliare del comune di Racalmuto con illustri relatori. Aprirà sicuramente il relatore, l'assessore al ramo, l'ingegnere Cutaia, modererà invece questo convegno che parlerà di prodotti Deco locali, il dottore Alaimo Lillo Di Loro. Il secondo convegno invece si svolgerà giorno 21 e qua apriamo pure un interessante capitolo agli ordini professionali in modo da coinvolgere gli ordini tecnici, quindi ingegneri, architetti, geologi, geometri, agroforestali che riceveranno crediti formativi se saranno presenti, dove si parlerà invece di progettazione e cura del paesaggio culturale. Il passo breve dal campo alla tavola. Molti esempi che abbiamo in provincia saranno espletati durante il convegno come Diodoros del Parco Archeologico Valle dei Templi che è stato pure il nostro patrocinante. Sono prodotti tipici legati al nostro territorio. L'obiettivo finale era quello di incentivare la visita a questi luoghi attraverso la gastronomia e in futuro speriamo l'enogastronomia aggiungendo altri prodotti. Sono prodotti estremamente particolari, i taralli come già accennato, le mpignolate sono specifici e proprio legati al territorio di Racalmuto e oltre ad essere prodotti Deco, che è già una particolarità, sono anche iscritti nell'elenco del MASAF, del Ministero, nella 23esima edizione ci sono ben 7 prodotti provenienti da Racalmuto, che è una peculiarità particolare di questa nostra città. Non credo ci siano altri luoghi in tutta Italia che possono contare un numero di prodotti agroalimentari tradizionali come Racalmuto. Da cosa scaturisce l'idea di
attivare questo percorso, diciamo, anche per la città di Racalmuto, se si può anche estendere ad altri nostri prodotti della provincia. Certo, io sono sicuro che ogni città ha le sue peculiarità, il suo prodotto tipico ed è obiettivamente un percorso che credo possa essere attivato con facilità. L'obiettivo è quello di far conoscere delle dolcezze, delle bontà dei prodotti che il nostro territorio esprime ormai da decenni e che sono in qualche maniera già conosciuti anche fuori da Racalmuto. Di conseguenza appunto è l'incremento dell'utilizzo e la percezione di quanto questo prodotto sia legato a Racalmuto e al suo territorio. C'è anche dietro un lavoro di progettazione sia suo che anche di alcuni suoi colleghi? Sì, sicuramente. Insomma, abbiamo impiegato qualche mese perché ci sono delle richieste specifiche e particolari e da parte della Regione e da parte del Ministero perché questi prodotti possano essere inseriti in questi elenchi. Di conseguenza abbiamo dovuto trovare tutti quei riferimenti letterari utili a significare la presenza sul territorio di taralli e quant'altro. Di conseguenza sì, c'è stato un discreto lavoro di progettazione che, ci tengo a dire, non è stata finanziata in alcun modo, è stato uno sforzo voluto all'interno dell'associazione che poi è stato accolto dall'amministrazione che ha fatto suo il progetto, tant'è che i prodotti Deco non sono assolutamente un prodotto associativo ma sono un prodotto legato all'amministrazione pubblica che di fatto attraverso l'ufficio SUAP e le attività produttive appunto ha deciso poi di incentivare la conoscenza di questi prodotti.